I monumenti de Padova illustrai da Camillo Semensato in lingua padovana. Un cole saremo il capitolo che parla del vecchio Masseo. Sto monumento, che passa adesso quasi inosservà, perché sega sempre pressa co se cammina da che parti, per via dei Corriere dei Piassai Boschetti, de quei de a Veneta e de tutti gli istituti universitari, e sea sede de a scuola d'arte Pietro Selvatico, malgenato come un Masseo. E può essere famoso per due ragioni, che se sta il primo Masseo pubblico della città, una di quelle istituzioni che sono nate al principio dell'Ottocento, come i cimiteri, perché una volta i morti si seppellivano nei cese e che era dei fastidi. Seconda ragione, è che lo ha progettato l'architetto Iapelli, che aveva una grande passione per i templi de Pesto, come allora si usava. Io l'ho fatto qua perché gli era attaccato all'acqua e gli era più facile nettarlo. Dopo, gli ne ha fatto un altro, vi sia all'ospedale, ed esso, per restare sempre in argomento, ese vi sia al cimitero. Dando avanti invece per via Altinate, e andando per una strada e onga, sempre dritta, si arriva al porteo.